Io stavo camminando con mio cugino dopo aver consegnato nascostamente, passando sotto le porte delle case, oppure consegnando direttamente alle persone che ritenevamo degni di ricevere questi messaggi, ad un certo momento siamo stati circondati da un gruppo di poliziotti normali, della polizia normale di Venezia, e dei poliziotti politici. Il poliziotto politico, guardando, mi rendevo conto di averlo già visto, al Marco Boscarini, alla scuola Marco Boscarini, che forse si spacciava per professore o vecchio studente, non lo so, in realtà era una spia. Lui mi ha guardato e mi ha detto: tu sei amico di Ongaro. E io gli ho detto: non sono amico di Ongaro, sono ongaro, sono io ongaro. E dicendo questo, ho capito che era una spia, insomma. Gli ho dato un colpo di mano qua sulla fronte e sono scappato. Mi sono messo a correre come un pazzo, però arrivato di fronte all'albergo Luna, è uscito dall'albergo un gruppo di fascisti, di attori fascisti e di cinematografari fascisti venuti da Roma, dalla scalera di Roma, da quella scalera di Venezia, e sono piombato in mezzo a questa gente, al banco lì. Sentivo alle spalle che gridavano la pistola, e finché ho avuto una botta in testa e sono svenuto. Mi hanno portato a San Lorenzo, convinti che noi fossimo piccoli capi di ragazzi organizzati alla violenza, alla rivoluzione, eccetera, eccetera. In realtà eravamo soltanto dei ragazzi antifascisti, eccetera. Allora hanno cominciato a dar a botte, a me soprattutto, perché ritenevano che fosse il capo, invece eravamo uguali tutti. E a darmi botte con le cose di sabbia, con i sacchetti di sabbia, per non lasciare i segni. Che non lasciano i segni, sì, appunto. E vabbè, un po' siamo rimasti 4 giorni come si chiama? Sala di sicurezza, la camera di sicurezza. Nel frattempo mi hanno portato anche un paio di pantaloni, perché cadendo mi ero sbregato, ho fatto male al ginocchio, ho rotto i pantaloni, eccetera. E pareva che la situazione fosse molto, molto brutta. Mi hanno portato, dico questo, anche questo che non è necessario, perché dà colore alla storia. Hanno portato un avvocato, mio papà ha fatto mandare un avvocato, ha portato un paio di pantaloni. Questo paio di pantaloni aveva soprattutto un articolo scritto da me, dal titolo: il nazismo muore con la guerra della cosa. Era in grado, era in corso la guerra forte, no? Dopo Stalingrado, Stalingrado, e non volevo che i tedeschi lo vedessero, perché si incazzavano ancora di più, perché avevano proprio delle parole cattive nei loro confronti. Allora l'ho mangiato questo pezzo, ecco, l'ho raccontato perché a me pare divertente, insomma, magari
voi non vi divertite, ma insomma mi pare abbastanza divertente. Ci ha portato a Santa Maria Maggiore, la prigione, sì, la grande prigione, e abbiamo avuto un rapporto politico soltanto con uno che era stato sindaco comunista di Venezia, ti ricorderà il nome? Gianquinto. Gianquinto, il che ha primo detto sindaco. voglio conoscere quei ragazzi, eccetera, e ci sono stati abbracci affettuosi, eccetera, eccetera. E anche i ladri con i quali ci avevano messo, insomma, perché non avevano altre Spazio. sì, spazio politico, soprattutto non ne avevano, è stata una cosa abbastanza divertente anche, no? Però hanno cominciato a correre delle voci secondo le quali i tedeschi volevano dare esempio e fucilarsi tutti e due. E queste voci venivano portate da Don Andrea, perché le riceveva direttamente, no? Però c'erano anche delle controvoci. Il patriarca si era messo di mezzo, era andato al comando tedesco e ha detto con franchezza: se voi uccidete questi due ragazzi ci sarà una ribellione tale da parte dei giovani di tutta la sfera veneta, e se non oltre, che sarà per voi una decisione politica, quella di avanzate, sbagliata, insomma, perché ne avreste avuto delle conseguenze maggiori. Il patriarca ha lavorato molto bene. Sono passate delle settimane, eccetera, non si sapeva più niente di che cosa fosse accaduto a queste voci, finché a un certo momento io sono stato chiamato al comando tedesco alle SS di Venezia. Mi hanno portato incatenato e mi hanno portato là. Dove era il comando tedesco? Sotto le procuratrici. Piazza San Marco. Piazza San Marco. No, sì. Dove che poi fu il primo Ampi. Occuparono sì. l'Ampi. Dopo la liberazione. Sì. Comanda tutto tedesco. Sì. Allora, portato lì al comando tedesco. Un maggiore tedesco che mi aspettava, stava scrivendo, si è voltato e mi ha detto: che cosa ti ha fatto la Germania? E io ho detto: a me personalmente niente, però non posso sospettare, non posso amare un paese che dichiara di essere l'unico grande paese del mondo e che vuol fagocitare il mondo intero. Non sopporto chi distrugge il resto del mondo per affermare se stesso. Insomma, la tenuta di questo maggiore è stata abbastanza seria, perché non si è arrabbiato. Pareva che in qualche modo fosse d'accordo anche lui, pur essendo delle SS, che i tedeschi o sentiva il pericolo che provasse tutto, o altra cosa, ha preso sul serio il discorso del patriarca, ha detto: è meglio che li salviamo e che ce li togliamo dalle palle, insomma. E così siamo stati messi in libertà. Mio cugino ha tagliato la corda, si è nascosto fino alla fine della guerra, non l'ho più visto. Io sono andato a casa mia
Poi sono andato al Foscarini, a scuola dove tutta la scuola mi aspettava, dal momento che era corsa la voce che mi avevano liberato. Però una voce molto, molto affettuosa, no? I miei compagni. Però c'era stata un'altra voce, c'era il fratello di un compagno di scuola che era della 10ª Mas ed era uno con i capelli rossi e con un ciuffo bianco e aveva fatto un giuramento. Io giuro che prima che finisca la guerra devo uccidere Ongaro. Ecco, e così non è riuscito a farlo, evidentemente, ma non era una bella minaccia a mia sorella, una delle mie sorelle, tutte le volte che la vedeva diceva, vedrai cosa faccio a tuo fratello. Vabbè, insomma, comunque questa una cosa è finita. Io sono andato, sono tornato a casa e ho detto, mio papà stava molto male. Papà, vorrei andare in montagna. Se vai in montagna, ha detto lui, e torni, non mi trovi più. E allora ho detto, credo che si possa combattere fascisti e tedeschi, anche stando in città, insomma, anche stando a Venezia, eccetera. E così è stato. Papà era antifascista? Papà era stato fascista fino alla guerra. Fino alla guerra. La guerra, come tanti italiani. Siccome era stato un ufficiale nella prima guerra mondiale, sì. E l'aveva vissuta come una buona guerra, insomma, non so. Ma il resto, dopo tutto quello che era accaduto, lo disturbava profondamente, insomma. Quindi lui ha detto, se riesci a passare le linee andrebbe bene, ma che altro ti conviene fare andare al distretto, insomma, fare quello che vogliono che tu faccia, perché sei di leva e devi fare il distretto, se non lo fai, infatti anche il maggiore me l'aveva detto, guarda che devi fare la leva. E allora ho detto, vabbè, farò la leva. La fortuna volle che io, quando mi avevano fatto la visita, avevano notato una ferita molto grande qua. Così, quando ero bambino avevo avuto una cisti ossea che era stata tagliata, quindi mi hanno messo ai cosi secondari, no, c'è un termine militare più ai servizi ausiliari. Ecco, bravo, ausiliari. E allora sono andato, vabbè, vediamo, e ho capito che la mia missione doveva essere quella di prendere il distretto, di prepararlo quando deve essere pronto, in mani sicure, quando le brigate di terra fossero sbarcate a Venezia e per proteggere la città, essero tutte le armi del distretto. E così entrai abbastanza facilmente.
con la situazione, perché c'erano parecchi ragazzi della mia età delle isole della laguna Estuario. sì, che avevano gli stessi problemi miei, anche loro avevano i servizi ausiliari, eccetera. E ho capito che eravamo tutti uguali, che tutti eravamo con la testa legata, bisogna distruggere questa gente, bisogna distruggerla. E noi siamo come una enclave nemica e dentro l'enclave la facciamo scoppiare e ce la prendiamo. Il rapporto con l'intero, gli ufficiali fu tutto sbagliato, stupido, con stupidi, insensati movimenti, articoli di cose, di camminate su e giù col fucile, eccetera. E intanto ci tenevamo dei fucili. Ma è passato del tempo, ovviamente, ci eravamo indottrinati tutti l'uno sull'altro, eravamo tutti uguali. L'unica differenza era che io ero uno studente mentre loro non lo erano, ma erano talmente intelligenti, pronti ad agire subito, che era una piccola brigata, insomma, un po' vergognosa perché eravamo così piccoli, ma era il numero che potevamo avere e non ne potevamo avere altri. Allora, un giorno mi affidarono un lavoro che consisteva nel guardare, leggere, rileggere e ricopiare una lista di nomi e di indirizzi e di metterli su delle buste. E io ho sentito l'angoscia, questa qua, tu che fa quello che spedisce le lettere per far diventare dei militari e delle altre persone. E non lo farò. Infatti non l'ho fatto. Ho scritto, ho tutto sbagliato, ho votato le cose, gli indirizzi impossibili da leggere, così. E poi l'ho mandato. A un certo momento mi hanno chiamato due sergenti, marescialli. Due marescialli mi hanno chiamato e mi hanno detto: che mestiere fai, Ongaro? Cioè, preoccupati dal fatto che scrivessi così male, no? Per essere un analfabeta sto ragazzo. No? E gli ho detto: sono studente universitario, non ero ancora, perché ero l'ultimo anno del liceo, ma lo sarei diventato l'anno successivo. Come? Sì, l'anno successivo. Io ho detto: sì, sono studente universitario. Loro non hanno controllato se l'età mi permetteva di essere già, lo ero già spiritualmente, fisicamente forse anche. Che loro mi hanno detto: allora fai apposta. Sì, ho detto: faccio apposta. E loro non hanno più aperto bocca e mi sono reso conto che anche loro avevano sentito che doveva cadere tutto quell'affare, no? Doveva cadere, stava cadendo. E io non ho pagato niente, insomma, da questa storia. Sono stato invece
fuori, sono andato fuori, ho portato fuori anche con l'aiuto di altri ragazzi, insomma, un cesto un cesto, uno zaino di bombe, e le ho portate a un mio amico che avevo visto, che avevo conosciuto da tanto tempo, ma sapevo che era di giustizia, libertà, eccetera. Aveva bisogno di armi e avevamo parlato di questo durante il periodo in cui non dovevo ancora andare al distretto. E sono andato con questo cosa di bombe e le ho consegnate, eccetera, e sono tornato indietro senza nessuna cosa. Nessun fastidio. Sì, più tardi ho capito la strada che facevano queste bombe. Luigi Velluti, questo mio amico, le ha consegnate alla sorella Dina, che era una staffetta partigiana. La Dina? Dina Velluti, sì, l'hai conosciuta, perché aveva 3 sorelle bellissime, bionde. Lei l'ha data al pittore Pizzinato. Pizzinato l'ha data a Turcato. E poi è venuto fuori che quelle bombe molto probabilmente erano quelle che i partigiani dei Goldoni avevano in mano quando sono entrati. La beffa. Ecco, la beffa, quindi ero contento di essere stato io a portarlo. Magari le avevano anche distribuite da altri, insomma, sì. Ma insomma così fisicamente avevano visto tutto questo passaggio che era stato. Sì, il tempo passava e si sentiva sempre di più che sarebbe avvenuto qualche cosa molto presto. Io aspettavo il segnale, la telefonata che annunciava la sollevazione di Venezia contro gli oppressori, eccetera. Ero in attesa e fra una cosa e l'altra sono stato chiamato da un partigiano di giustizia e libertà, che credo fosse Lino Moretti. L'hai conosciuto? No. Perché non Di battaglia, non si ricorda, o forse Renzo Biondo, uno di quelli. Ho capito. Sì. Vieni, dove mi porti? C'è una delle basi dei partigiani abbastanza vicino al distretto, era arrivato perché portato con non so, tu con l'aereo, insomma, no? Con paracaduta di notte, un capitano dell'esercito badoliano che voleva sapere com'era la faccenda del distretto. E avevano chiamato me perché sapeva che ero un capetto di questo gruppo di ragazzi che erano pronti, sapevano dove andavano le armi, dove le prendevano, a chi le davano, eccetera, eccetera, che sapevano perfettamente tutto quello che avevano fatto. Loro erano molto contenti di essere coinvolti, ma non erano contenti di avere un capitano badoliano, perché questo qua gli diceva si toglieranno i cosi rossi, i cosi rossi che io gli ho detto guarda che se togli i cosi rossi se ne vanno
guardavano. C'erano le fasce rosse, sì. Appunto, Polizia partigiana. allora hanno fatto, è avvenuta la cosa, il segno della sollevazione. Tutti noi eravamo pronti, il distretto era già in mano gli ufficiali erano caduti, erano scappati. Uno è stato un po' per ridere, un po' sul serio, processato per aver rotto le palle per tanto tempo inutilmente, eccetera, eccetera. Ed era divertente misurarsi con questi ex capi, così che diventavano dei minuscoli personaggetti, insomma, cose da ridere. Ed è stato facile, a me è andato subito una tessera verde e credo che le abbiano distribuite a tutti i ragazzi, insomma. E ho avuto questa tessera per anni e poi l'ho perduta probabilmente viaggiando, insomma. Sì. E pum, è stato questo, me ne ha dato un'altra. Doppia. Sì. Vabbè. E poi mi hanno mandato c'era un campanile dove c'erano stati dei cecchini, che io non avevo sentito poi tra l'altro, non sono sicuro che fossero stati. C'erano stati in realtà nascosti, poi hanno tagliato la prova. E poi mi ha mandato con 4-5 uomini del mio gruppo la guardia a Palazzo Grassi. E abbiamo fatto la guardia a Palazzo Grassi perché eravamo persone per bene, non avevamo toccato una cosa. E così è finita la mia storia partigiana, che non è, era anche di eroico, non c'è dentro, ma insomma quello che ho potuto fare l'ho fatto. Oh.